Un papa! Ma che ha fatto un papa? Ma un papa non ha fatto niente, sono io che avevo scritto. O verità non mi senti? Avanti, parla, assumi tutta lì. Ti stavi dicendo che avevo fare? O papa! Che cosa, papa? Usapia. Cosa mi Pirla! Oh Pirla! è svegliato, monsignore? Sentiamo. Chi c'è? Senti meglio questo verso. Tanto sono i tempi che i pensieri, meno male che ci avevo i tempi. Che c'è frasi dico questo discorso, di cui siamo tutti e ne suoniamo un muso. Tu senti sta macchina, e parla a tutti. E senti quest'altra rima. Non ti dico che mangiando. Sì, è la fortuneria me ne dormendo. Susiti e fai i 24 soldi apposta. Da oggi sicuramente mi vedete ricampare a donna Peppina. Chi dà 8 mesi che aspetta. Ma poi c'è. E facciamo la cucina con la Santa Madonna. Sì, Santa Madonna da mezz'ora. Ma di giorno è nato. Antichio Salomè. 2 mesi di spesa. Cosa antichio Panezze. 2 mesi di pane. Cosa antichio Carnezze. 6 mesi di carne. Ma quale carne? Attaccaggetti e tutta ossa, che manco cani buona. Cosa antichio la scarpa. Ma tu parla di Peppi. Ma lo creatore non ha notato che dice che vuole fare un papa con tutti questi rosari. Capa che fosse cosa di fare veramente critici, io non ne pare se a tutti questi emozionanti ne pensate bene. Peppi! Come finì con le picciole? Peppi! Quel tappo lo tagliamo? Peppi! Da lì a Campania non ti ritorni chioni! Chioni, non capisco, chioni, ignoranti, che sempre, chioni, che almeno si acculturassero tanti, no? A Inti solo le picciole ci interessa. Certo, ma la credenza come l'ha fatto tesoro? A dire, ti faccio soldi che tu non ne bastano giusti per coprire l'ordinario. Con lo Stato te l'avessi a pigliare, mi ti aumentasse la pensione. Wow, ci ringraziamo a San Galorio, superai sempre le ore lavorative. La vestimenta alla sarta, la parrucchiera in Ma Samar. tutti i capiti c'erano carifolini, e li vedi, impareremo a educare i figli e di fuori. Gli è tua figlia? Gli è d'altra filosofa? Capire che tu capisci a camminare con il vocabolario nella mano. Niente, non cominciamo, eh? I vostri figli letterati, allora, di creatore devo fare il culo di fuori a scuola. E tu? Che fai? Prego papà? No, sta studiando che dice che vuole fare un papa. L'uomo, Dio, ha bisogno di un capo che non sprisca col suo esempio, ma non può un capo, per esempio, insegnare alla gente che smette di fumare se egli stesso fuma. La vacachista mi fa bene, diciamo un'ispirazione di Aliciano Cirubino con Roberto Marrucci. Gloria sta solo ripassandosi la materia, l'uomo e la tecnica comunicativa, agli esami in breve. Non deve il saggio turbare la mente degli ignoranti attaccati alle sciocche abitudini. È l'ignoranza, la mancanza di conoscenza che riesce a legarlo completamente delle attività materiali, rimanendovi legato per tutta la vita. Ah, che ve ne pare? Da lei quando gli capo sta che ha sbagliato anticchia, va? Aspetta qua, che stai? Prima che ora abbiamo facciamo chiesti che non sono le piccole. Lo sai a cosa mandare stavolta, vero? Vero, non la va a scordare. Luigi, ho pigliato un cappello. E tu mi fai tirare via le pizzine? Che tirare tu che ancora sei nito? Facci il letterario che sempre che senzini. Yes, muovete forza, ne sbroghiamo. Stavolta è a fare mescere un carnizzere. Madonna Peppina, 8 mesi che aspetta. Ma, alla fine lo carnizzere, vieni a scuola con mia. Gli è già infettato una classi che dice che siamo da cagni. Carnizzeri Stefano, 170.000. Stefano del pane, 210.000. Ci butta la salsa, 230.000. Donna Pippina Scarpara, 140.000. Gianni Antonio Parrucchieri, Libreria Casella. Libreria.
signori miei, Paolo libra per fare studiare per lui e non capire più che dovevamo dire. E più Paolo e più mi è difficile a capire il loro concetto. E no, imparare pezzamento. Oh, ma sempre che se lamenta è prima i miei figli non essere sciamoliti come a mia. Scimorita da solo c'è. E cercavo di non cominciare a tirare magari per lungo da ora, va. E tutto questo cappello, forza. Te, io me lo lettera, Eh sì, te lo metto dopo. Tieni, 8 pezzina. Due carnizzeri. Tu costurieri, ma che sai, che lo saggio io sono i cristiani. Io? Eh sì, muovete forza, alle mie. Speravamo carnizzeri. Sei mio serpuzzo, fai che esce con una Peppina. Lui, capiste, lui. Cae? Cae, lo sento, cae? Ah. Melici, Salomere. Arremina buona mangi. A così buono è? Non costureri, lire 200.000. E pure stavolta, addio una Peppina. Ma te, ma non ci vuoi dire non dobbiamo durare. Siamo arrivati a 130, 800. 130, io di pensione ne piglio quasi 500 e avevo ancora messo davanti all'occhio, anzi 38. O darsi che di 130 non capisci meglio quando non cominci. Ma me lo vuoi dire tu, che erano in auto, chi tu che ne resta? Dove a capo, possiamo mese, tu l'augurio che non ci giungiamo a 39. Ah, Poliano! A chi ti dà rigna è sicuro che ci calamo, che sta arrivando un melle e fa freddo. Ma Poliano! Andiamo avanti, la siete, manco. Salutiamo. Vittoria, Come finiamo con le grane? Con le chi? Con le chi? Che non ci capite, non ci sentite? Con le picciole. e donna Peppina, vado a scusare, mia moglie se l'è scordato che siete nasciuta di carta nessetta, quindi... Quindi, chiamare tutti i vecchi che come erano rimaste un mese passato e la oggi ancora. E speriamo che stavolta non ci sono sorprese pellegrana. Donna Peppina, io purtroppo vai a dire che siete sfortunati. E ci vuoi spiegare cosa? Sono sfortunata, che vuol dire? Va, spiegatevi meglio, va. E come ce lo posso spiegare? Ma niente, mio marito vuole dire che... Che parlate, va. Insomma, che voi non mi scelgono di un cappello, E quindi... E quindi chi sta sempre la scusa del romano fa al cuore. Già sotto, nisciuto. Ma dico io, mi volete spiegare meglio? Io sono quella una Peppina, che non oggi, a fine di mese, li facevo partecipare alle stazioni di un cappello. Facevo le pizzinette, di bigliettini, con i nomi di chi si garanzano di grana come dicete voi. Vincevamo dal cappello e pescavamo. Ma punisci la persona. Che cosa le bigliettine? Più in giallo il cappello. Ma non ne siamo arrivati con lui scecco? A 8 mesi che avanzo 140.000 lire, gli esperti mi ha sentito dire pure, oh! Oi! Donna Peppina, cerchiamo di abbassare il tono della voce. Che fino a quando ci metto una stipizzina, come dicete voi, a speranza ancora la vita. Ma se più escludo, si più strano di un sorteggio. Mi capisci? Ma come? Uno ci mette una buona volontà, Ida! Giuli, la tua buona volontà. Tu capisci? Ti senti? Ah, ma sono più cani! Vale, ma sono giocando, non ci stai aspettando. Che dici, ciao a mangiare?
sparagniamo. Mami, gradirei di sempre fresco, con una sottile fettina di speck con ketchup. E mentre la casa apriamo. E noi tapati tra la piscina. Ma come si è parlato di quel topo sprechi, ciputti? Speck, mami, ketchup. Figlia mia, quando era bello il tempo di Lupani con l'odio. A me non ne capivamo uno. Ite è in latino e vuol dire andate. Ah, ma Iti, vieni siciliano o è latino? Iti a Chirica, Iti da Zan. Ma certo che è siciliano. Ma che c'entra questo, mamma? Allora il parroco, com'è che dice quando finisce la messa in latino? Ite, missa, est, che vuol dire andata, la messa è finita. Serve. Allora sto latino è pescato quello siciliano. Ma che siciliano? È solo che vi sono parole che pur essendo uguali sono di significato completamente diverso. Ma figlia mia mi pare che sto latino sappi che un siciliano va della Iti è parola siciliana. Missa pure, ma ne stavo sull'oeste che vorrebbe dire. Ma allora un papa parla con siciliano? Ah, ma vedi come posso fare magari un papa? Iti missa est, iti a chirica, iti campana. Fai un missione che hai visto, a un cascola. E pensate che vuole fare il papa? No, io non capisco perché uno che non va a scuola non può fare un papa. E Gesù Cristo chi era laureato? Ah, guarda, su questo hai proprio ragione. Basta per ora, non siamo cazzo di scusa che facciamo peccato. Ma perché in peccato, mamma? Che forse il grande Pietro era dottore, ingegnere professore? No, eppure è al di sopra di tutta la chiesa. Finiremo da questi discussa. Vedi mamma, quando certe cose non si fa la soluzione, ci si arrende, si entra nel peccato. È la paura del niente. A buona est, io sogno. Ma la c'è tocca. Ma che te l'hai visto modo? Mi chiamerà se c'è il suo politico. Ma io non essere buono, te l'hai passato così oggi. Lo bevo. Ma che mi veniva una volta lo dietro? Non ci vedi più. Si siede, zio Filippo. No, me figlie, settate. Secondo zio. Prendi in botta, Casino, non si capisce chi, ma le discusse si ammiscono sempre. Perdona, ma parti solo. Stava dicendo, ogni cosa che avete sto con mare, le discusse, ma sapete perché si ammiscono sempre? Ma che dicete? Cucumare, Gigliola, me figlia di Israele. Ti devi studiare, guarda, forza. Ma ce l'hai 10 minuti che arrivati? Certo, chi è? Ormai dopo 10 minuti non stiamo cominciare a capire. Compare Tricco, cercavo di scrugliarmi che la cena squaglia. Di chi ha compare Peppe? Cacca. Scusi, la vista siamo a posto. Ma posto di chi? Ma come se io che fai la Lo vedete caso io orbo. Caspita! Guarda come parlo, non c'è mai visto qualcosa. come finisci con la pensione di accompagnamento?
dici compagno? Io c'è proprio. Ah, sogno! Ah, ma scusa, che caspita! Ma è impressione che dice ci vede che mia! Se può di Dio! Non mi mandi una compagna. Sicuramente la accompagnerà uomo realissimo. Ma sì, mucca di cascetta, potici porta. Ma se possono venire via! Povero compare pulito. C'avevi a mente la pure. Certo, uno sulle pescavanzemi, a tozzo lo finì. Invece un signor Ruzzo ci dice, dai la grazia. E a chi ce la sta una disgrazia, va? Non ho potuto l'occhio. Ah, senti, vedi che sta avvenendo, facci toglierlo. Ma che cui? Non faccio di cui! Di questo! Ma non è niente, sai? Ma che sapevo? Ti dice niente, Carlo? Ah, lo comunisco Lionello, figlio di Ernesto. Oh, ma che ti pare che diventano tutti ordini cristiani? Ma le picciutte disgrezzano. Oh, ma non facciamo cavellini. Oh, non facciamo niente. Si sta meritando Marisa, la figlia, e siccome tua figlia, un carrozzo, magari ci sta là, ci sta venendo a domandare il permesso di poterla invitare al matrimonio. E io che mi metto? Ma io accompagnare. A tua figlia, accompagnare, già pronta è. Casomai ci accoppiamo a Luigi e mica ce la potremo mandare solo al matrimonio, scusa. Ma io pensavo. Volete stupalare a zizi da mica, io pensavo. A pensare più picca. Ma chi è che ci offriamo ora? Ci pigliamo più cannolicchia che portiamo ora e ci prepari per le caffè. Ma scrivi in tale pizzina a chi più do parle. Subito ci mancava, ci li ho pagati. Io come vuole con nome temo. Non mi vuoi come te. Sono pazzo di nessuno se pazzina sotto qualche mano. Ma massimo caso dopo un compagno. Fa conto che è stato venuto da Ernesto. Che io sono io che va la capischera, ma. Alla faccianza ne può compare Peppi, alla salute ne può compare il bambone.
essere così, tra noi non viene a essere cerimonie, non deve essere così, sempre usare complimenti. Ma io Manuale, Andura dalla piazza mi stava dicendo, ma momento che chiamo la mia signora, Villa! Oh Villa! Ricordati! Vuole prima un portare di acqua quando ha morto? Grazie. Lei? Una marmita. E tu? Possiamo darci del tu? Ma possiamo darci in zoppo e ieri! Tu che grazie! Ora se volete potete cominciare. Ma non è Don Filippo? Poc'anzi lo osservavo, non l'avevo riconosciuto, ma che fa, donne? No, mischino, è battuto. Pure tu non arriva, s'accaccia che sta dormendo. Dopo chi tu faccio come noble da finire sopra piede. Ovviamente tu ti lanzieri. Ma caffè di ricchio che non vedi manco un via di peso. Quindi già sapete, ma chi lo sa se lo vuole un po' di caffè? No, no, meglio no, è dispiaciuto. Della vista? No, dell'accompagnatura. Accompagna? Accompagna che? No, che con è mondialese. Maria Manuausi, mi stava dicendo. Tu! Tu, nel senso di darci del tu, dimentichi. Ah, aiuto! Arrivati chi gran sorte di confusione, ma stiamo tutta qui. Ti stava dicendo, che mi stava dicendo? Vesti la mia Marietta, si sposa. E cosa non farei per vedere la mia famiglia felice? Cosa? Ho saputo, un paese piccolo, la gente mormora, insomma, il mio Carletto lo conosco bene, come si dice? Fa un simonito con Leonella. È inzippato, diciamo inzippato. Sì, diciamo pure di così. Ora pensavo, visto che i ragazzi hanno studiato insieme, sono cresciuti insieme, perché non vederli insieme in un giorno di così tanta gioia? Tanta gioia. Quindi se mi permettete... E insomma, a Curzano, io con la mia signora avevamo prospettato di fare venire a compagnia per la nostra figliola. Ma sono più gli occhi da gente, a paesi, giusuletti. Ma perché manco? E a mio figlio Luigi, non è lo a piacere? No! Giammai! Da noi queste cose non si usano. Sì? Allora, sapete che ci dico? La pipia, Ma io ero venuto per invitare tutta la famiglia. dice, vai, ma che c'è la Leonella? È una mucchina di quelle tighi. E che ce l'ho di rispondere? Ringraziamo veramente. Ma non potete venire? Ah no! Nessuno, ringraziamo veramente e veniamo tutti. Allora, buona giornata. Arrivederci, Ciao Luigi. Grande la volta al fendere. A ben rivederci. A non rivederci. Ma perché non c'è più? Chi è quasi Gianci? Ma come? Non c'è un sordo per fare la lira. E già era pronto. A vedere quello. Ma che sono tutti questi piccini? va, e noi insieme. Se non mi dici che insieme, per me a portare magari la puttana. Ma la porta per mettere la porta in terra, va! Oh, la compare Isabella! Oh, chiedimi a casa, vedete la cagnolazza!
per tutte le combinazioni sa visto mio marito. Lo vedono con voi ancora. Compare, sto parlando presso c'è mediano. Piffe, ma da scusare, ma che volete? E la compare, che dici? Che sciamano di caffè. Ma rendere un naso fino perché sono mariti. Aspettate, guarda, non va fatto. Pare pulito, oh! Avete visto? La compare sta bene per tu e perché tu cercare. Fulì, con ne sembra tutto mio. Ma come sa per recitare? Io sempre più pipì su asu barruggio cicciavone la passaggiata con la passaggiata Compare, parlate su. ogni tempo a suo tempo. Ogni tempo a suo tempo. Ma che tu rimane tutto mio? Sì, le numeri tutto. Pazzo, voglio andare, pazzo! Calmatevi, è così la persona vestiti se ne è chiaro. Aspettatevi, aspettate per fare una piccola seggia. Donna! Ti io per come non da risa dividere! Ti formano! Lo capisci? Sono tanti. Ahora, Luigi, ma che ci fai in guerra? Ma che cazzo c'è un zurippo, Su Filippo, non aspettarsi! Guarda me! Aspettate. E che tu capisci che sta sempre un po' benevolo? Ma per la tua benevola! Ma ti vedo più picca, non ti fai a cascare la faccendetta! Ma io pure avanti a tutti le metà, giusto, lo sono io, lo sono matrimonio! Secondo mia, non ci metti più feria a sua casa! Ma poi è verghesso, ma così educato, signorino!
No. Senti? No fiu. No fiu. Ma non si dice niente. No fiu. Cioè che non mi è buono ma non più la paletta. Mi sta facendo che Senti, ma invece tu, della celebrazione, dello matrimonio, insomma, ma ne sei arrivato a seguire qualche cosa? Ma un ametto? C'entra ora la celebrazione. Ma un Ma ametto? che vuoi? Un Ma ametto? che te lo nego? Opla! Ma che adesso quelle robe no? Ma vada a cercare, va! Le avete stavo giocando, che avete zero! Come che è supposto? Dove c'è? Ma magari tu hai qualche camicia di notte del sultano? Signori miei, per te non puoi rassicurare. Ma quale scurare? Chi si sono ruberà stati? E stamattina ho freddo mi stava riflettando molto. Non capisci ora? Dammi la mia canaccia! A sicurare! Ah! A ti piace? Io stamattina ho partito. Ecco, vi unisco in matrimonio. Ecco! Caccia la professore. Vuol dire io, latino. Boh, mi resti cretino! Forse è meglio che vada a studiare, ma che cretino. Boh, a lei non sentisti? Ma quale cretino dissi latino, che significa un'altra lingua? Non la sentiste l'avvocatessa? E chi sa com'è? I brividi mi vengono. E tu mi credi che tu non pensi a fare? Wow! Umili? A chi sta? Appena lo faccio barrino, a chiesa non ce la faccio già se non propria! A cui ci faccio io a prega buffonia. Se tu continui con questa testa, e già sai se ti fa fare un sacrestano. Wow. A quanto faccio? Ah! Ah, che sta la figlia roba in te? Era settata alla stessa fila ogni minuto. Mi chiamava e mi faceva mi tagliava e mi faceva che per a dire e poi mi tagliava e mi faceva che per a dire Ma niente, sicuramente voleva dire che dopo, quando si veniva a sala e mangiava, si sarebbe studiato con me. no mi faceva ah così E allora voleva dire che lo musto devi studiare tu? Tutti voleva dire, tutti, tu, Tommaso, tu. non è la gloria ma che non lo posso solo stare magari penso che la mangio non lo sai quando sono fini Luigino sta facendo una riconfusione. Senti, come ci facciamo capire meglio? E cominci con un cappello. ah sì? Ah, e noi non ce la facevo partecipare più alle stazioni del cappello. E avanti! Vedi quello. Sempre io a dire a grande. Ma vedi quello, muoviti, forza, fai aspetti. Ma quello è padre. Ma sarà sicuramente Andrea o babbo, non è vero? Che hai a fare? Vai a fare classe? Che ci mancava solamente a pensare per oggi. Ma si sta mettendo a ciangere, che hai a fare? Il cavallo usato. Ma facciamo capire che stiamo nascendo, va? A chi ci facciamo capire? Tieni, Giassi, non farà così, Giassi! Giassi! Tu bravo, sì! Salutatelo! Ma chi è che si ride?
vero la contare? E zitto, te capurria del mio tempo. No! No, ma mi manca tutto Toni! Ma Stiti, non si ne vedo, come fa a contare? Come mi mangiare? Io ho Stiti, non si ne vedono, quale sono le sole? Se facciamo una cosa, ora noi finalizziamo, stasera, come se ne va soli, ne abbiamo un tappone e le contiamo tutti con la santa pazienza, eh? Eccoci qua. Oh, guarda, Andrea. E che tu due? Tu Grauti? Cosa? Questo è Carlo. Daru? Carlo, non Carlo. E metti io te detto Daru! Non dico! Carlo, non ti applicare, sto è sì. Non è giusto, Andrea, trattare così gli sconosciuti. Zitti! Sconosciuti, estranei, gente che non conosci. Mica faccia a fare mio papà a queste riscorse. Oh! Ah, un volito! Andrea, questo è il mio fidanzato. Ma che me ne dite prima? Andava maledare tu mia! Cara, io tutto mio marito! Guarda, io non ti mai tocca! Non ti bravo! Tu nudo! Non è Carlo, il virus si esprime con un nostro linguaggio che vuol dire cornuto, senza capelli, cornuto, no, donne, da comprare le pecore. Ma questo che linguaggio è? Non farci caso, Carlo. Papi si esprime con degli idiotismi legati ad altri tempi. Egli è un po' così, come dire, insomma, è il suo modo di essere. Su, che facciamo? Giù in macchina ci aspettano. Sai, mami, andiamo in città, a teatro, a vedere una commedia di un grande autore. E se si fa tardi non state in pensiero, gli amici di Carlo ci hanno invitati a mangiare focaccia all'Eastern Club. Ciao, papi. Arrivederci, una buona nottata. Ma sono andato spicchiato, o stai andando dormendo? Ma più forte della data. Ah, come
porteranno allora ci vado pure a mangiare un cane o panesce, forza? Ora, appena ringrazio la signorina, a mettere una carta in tavola. Non facciamo che con questa nisciuta si accomincia una telenovela. Cioè una serie di nesciote che non finiscono occhioni. Ma va lì come sta porta piccinita, non ce la va a fare sola. Senti, cominciamo. E poi nell'avviso sono andati a teatro. A teatro. Ma che cos'è il teatro? Ma che? Ci volessi dire tu qualche volta a teatro? Io mi scommettevo, non è che non puoi tu, io ci scommetto magari un tempo. Oh, ma questa cosa non ti preoccupare, che a breve a teatro ti ci porta. E le bigliette di prima fila. Vuol dire che ad un cappello, pizzina ne teniamo qualche anno di meno. E con la cultura Cristo e altro. Ah! Un cane! Un non porta a fallonesimo! Perché non la peppina si appara! Mi riffi che non appena avere sciolto, Scirona una zaccata e bastonata! Dici che ci vai tu sai, ma sempre tutto lo trampicante davanti alla porta e ci sta seccando tutto! Ma io dico, sto cane per forza da mantenere, da sera non ne posso più. E li picciritti si scandano. E va facendo le bisogna né che. Non mi vedo che causa cani. E a spettacolo. Ma cane, padre Gaetano, la giorno passando sa pacchette la mano davanti. E allora ci dicevano sindaco di fare costruire le cappelle per le case, di assegnare un orario di disciuta in modo che i picciritti sanno, capitaura, per i peri ci sono solo le cane. E poi quando riguarda Padre Gaetano mi dispiace, ma ti dico, non gliela ce la posso. Ah! E fino a quando il sindaco non approva sta legge, un cane non lo porta! Ma quale sindaco, quale legge? Questo vero, sai? Ma porto la con tuo paese. Fino a sotto qui! A questo senza nascere non ce ne sta buona una. Oh, picciritti del Nico. Ah, è Nico. E Nico, e i ragni sono di lui, che come ci dici di fare qualche cosa ci va dallo stomaco. Ma papà, fammi vedere in giro delle mie amiche, ma non ne parliamo nemmeno. Ma papà, come osi? Farmi vedere in giro a fare compre? Ma dico, più ne potete dire niente. Io non cappello. Me lo vuol dire un cappello a chi serve? Questi appigli, queste bucate amare, queste nascate di mala figura con i cristiani che avanzano le piccioli, a chi serve? Ah, volevo spiegare a chi serve? Tenevo lontano di carusi di sacrifici, non ci facevo capire niente. E ora che hanno caputo la vita, che allucendono quattro parole spiccicando l'italiano, questa è la loro cultura, questo è il rispetto per il loro padre, che uno non ci può dire manco al suo figlio, lo porto un cane a cagare! Scusate l'espressione, Caritto, ci ha risposto che si dia, questo è il rispetto! Senti, ma stai buttando un cane a punto paese? Non vedi come sta facendo che c'è chi per forza? Oh no! Va! Ma che calca fuori? Se dai una esterna, c'è Angela. Dici che c'è con dare i stili, che c'è da dire? Dici che domani se ne parla. Ma aspetta, muoviti! Oh, allora. Ah, ci disse pure che te lo là, questa che non può puntare, ma io non vuole sapere niente. Vai a fare già se non esce tu. Senti, non ti sentirà, non esci tu che ci vuole una risultata a carinta. Che cazzo questo cane? E porta su battaglia! E non ne posso più io, Si può sapere
l'ha detto che non c'è? Ma quando me avete sempre lo smancio voi. Io vado a mangiare se faccio un bicchiere inza. Sentite, ma che ti ha mozzicato qualche tarantola e state cercando di venire a spanno? Peppi, Marico, vieni sta che sta appena pisciate i cani, chi sta combinando? No, niente, che sicuramente voleva dire. Allora, e che aspetta chi sta là fuori? Non ci bastava comandare i focali, no? Ora magari cagata. E se farà se il coraggio di andare a zoccolato? Ah mia, ma che faccio niente ci recite? Che pezzo non siete? Gran pezzo di botticinetta. Che spartiamo? Sentite, grandissima pecora arruinata. Se non volete assaggiare una bella palacciurata, è meglio venire non ne veniste, e dico, che maniera, va! Faccio figlio e Spirito Santo, non mi faceva questi passaggi, ma appena viene mio marito, E come scinugna sfatti! Mica ci becchiamo l'occhio da scicco! e dai sangue, e dai voi pure. E mica! Capre! Di casa al nord dai! Ah sì, e riesci i suoi coraggio. Capi? Che sta succedendo qua Ingela? Donna Pillone, ho fatto scusare, sono io. Niente, tolgo il disturbo. Vi saluto, Don Berti, e scusatemi ancora. E davanti, che Oh, dai, fate tutti andare! Audi! Un poetri! Vieni da tanto! E Cianci, prima ti posso giocare magari in terra, quando scandali! Oh, Rubieri! Vieni da di Cobra! Perché la pagina? Vieni! Ma dov'è venuto? Ehi, tu scusi le baccucine che sta prendendo Luigi che mi fa mangiare! E chi è sfornato? Sfornato, sì, questa qua ancora non si faccio giri. La garantisco lo mangio. Ma non è vero, ma dico io, ce la devo fare la luce a Samaggio quando sono venerdì? Senti, ma decidere, hai chiamato a sua madre e gliela preparare. E mi rendete prima? E mi io mangio tanto tu non giri vestiti. Tu non ti ignarati, non sei brava. Come se la vestiti per il preparo? Aiuto, che mi sta cascando! Ma chi è sta luce? Vai tu un anno, te! Dammi, mangi. Ma chi sta è miracolo? Ma veramente che stiamo? Vai a chiesare che sono chierrezzi. Dice un anno che ne lavoriamo più oggi, ma siccome ero a matrimonio ne lavoriamo più domani. Ma quale domani? Chissà! Capivo, andava a fare io. Ah, io pure la voglio, eh? Ma che fai qui? Vestiti. Ah, fai schifo. Ma come fai schifo? Ma qualità! Ho fatto di mano e papà solo cane che stavo mangiando. Oh no! Attenti, guardate! E non li vuole cagare! E ora non lo mettiamo! Non piangere! E ora ci telefoniamo soli e ci diciamo che sei spiccia! Ma tu non te? Te non ti andare! E tu dico nudo! Tu mi dici finita! Ma che c'è ognuno che ci posso ristabilire i sentimenti in qualche qualcosa!
Ma che ci dice a cura? Ma non senti che già! Mi stava ammazzando! Vedete, mi stavano mattonati! No, ma ora c'è un faccio un pedalero che ci faccio risolvere la scienza! Chi sta a voce non parflitto? E poi che hanno mangiato i sabutieri, gli è più vivo di prima, gli è tutto il sfacendamento va bene. Fino a me mi pare di sentire magari la voce d'Ozzo Stefano. Chi si succiato per trovare una tavola usata non si ne va l'occhio. Ma e noi facciamo tutte cose, ah? Uni. E andiamo avanti, Brasile manco. Comparo Filippo. Ma quanto sento, mi viro contento. E come mai questa visita c'è così? Uia poco c'è. Mari! Ciciola. Buonasera a tutti. Chi è compare? Chi fosse la legge proibisce far cacare di Chi è l'ultima la maglia? cantare. Veramente no, ma lo Stato per chi disturati come a voi ci ha dovuto pensare già da un pezzo. Andiamo annuale. Anzocco tempo questa fortunata visita e poi su Stefano, e ne avete visto che lo disse, il mese prossimo se ne parlava. Sono siete fortunato sempre. Come sono funzionato? Che benedetti! Ah, Che bello è meglio! e tu capendo questo cerca di me? Non può essere cosa. Vuoi? Ma quale mangiare, compare? Non è che mangiare non ci ha ascoltato. No, ma lui si voleva dire. Tutta tavola! Tutto lì, insomma! Un figlio è un po' un dollaro. Non nudo! Anche nudo! Non è due titti? No, niente, non benissimo, state vedendo. Gloria, finché non sei, ci potremmo la tempo, Stai. Esisti, no, compare, non le fai capire con la musica. Sì, come? Niente, mio compare, hanno un orologio. E vedendo l'orario, pensava che c'era preparamento della cucina. Ma scusate, compare, è che veniste apposta per mangiare allora? Ma, sbagliai sto momento, io c'è a contare 4 stelle d'Andrea. Tutti utenti! Luigi, incominciate a contare che io sto venendo. Allora, andiamo a mandare giù, prima! Andiamo a mandare. No, niente, non ci facete caso, purissimo, è un po'. Compare, non l'avete ancora capito, ma in casa siamo dei disturbi. Ma perché cosa? Per lo mangiare? E noi non abbiamo problemi per lo mangiare. C'avevo una pignata magica. Bologna,
Vai a vedere la pignata a questi tuoi, prego, vedi? Gliela teniamo sempre pronta. Mettila sul tavolo che la mettiamo al terrino. Al lavoro, insomma. Pignatuzza, pignatetta. Che ti dico? Io sei bello. E lo bevi che t'avanzo, e lo fuoco che ti scanso. Preparami ora, bello, pietanzo. Che ne dicete? Che ne recite? Non la da bene, sta pignata. Compare, ma fa la vita del figlio, ma allora non la tocca tutto. Non solo questa pignata rileva lo sfucernamento di zocco cucinato, ma dona la possibilità alla mia signora, non avendo pensieri di cocere, di stare stinnicchiata panza all'aria dalla mattina insino alla sera. Certo che non la da bene. E come fa la mia mensa, la mia metà, dopo, come si dice? Come fai senza la pignata? Ani? Come fai che non puoi stare più con la panza all'aria? Sì, sta. Nanticchia. Sì, compagni, non mi trascurate tutto, ma io posso che abbiamo mai un problema a come stare. Compare Petto, a chi lo capivo? Possiamo chiedere, problemi non l'ha. Allora perché non ne avete sapere? Ma Diciamo quando volete. e compare, che saggio, che commercio puoi pignare? E allora facciamo una cosa. Oggi il nome è debito, e ne voleva levare qualcun altro. Che ne recite, insomma? Di 500.000 lire. Col pure sangue ci facciamo bene. Figlia, che era affezionata alla pignata. Ma come si dice? Molti che essere questo sia, facciamo un cane che parliamo più. Però la pasta è stata il riporto dell'ultima volta. Ecco a voi, è un consiglio, non vi state sempre vicino alla pignata, nunca vi ingrassate quanto un buono. 400, 500. E non compare, che sta mai io? Ricci, Andrea, che ne pensate? Tanto piccioli, diretti in nero. Sì, questi te li manda il sole e dice che sono i soldi delle stelle che si è accattato questa sera. Ma allora non ti mangiavo? E io che pensavo che te l'avevo mangiato? Ma bravo tu, vero? Certo, buona mattina a casa come ne parliamo, eh? Sì, sono bisogno di un genio. Salutatemi! Ma chi è questo discorso dei piccoli? Da ora che granzi una concina e tornano. Bisogna
ti sei ripigliato. Maggio, tu lo richiesta. Ogni su, Kitty. A venire per mamma, niente. Ma che pensa a venire mamma? Guarda solo che nel trasero 500.000 lire lisci come l'occhio. Ma che ora non se ne accorgono, Antonio? E facciamo una cosa, va picchia un pallonetto di una, quindi come ce l'ho per Luigi? Luigi, può picchia un pallonetto, forza! Oh, ma come pare sono? Ma che giocare come picceriti? Oh picchia, sta temuto, forza, dai! No. Oh, picchia sto pallone, prepari una picchia acqua colorata del russo, come se fosse sangue, e la metti dentro, ok? Tu la metti qua sotto la testa e non ti preoccupare, il resto ci penso io. Ma ci pensate a che cosa? Ma non facciamo! Senti, non cominciamo con quello che non facevo. Vai che tu mentre io, che mi dindi una bella pensata, per gli amici che se la ricordano fino a che campano. Dammi, Maggio, mi devo creare una testa tua falsa. Ah! Ma che ne dici se tu mangiavi? I miei in fondo Kitty, che a scusa non ti alzi, fino a mangiare una bella pizza. Hai stato muto, che domani magari non altro c'è mondiale. E dopo non la pizza, al ristorante veniamo. Alla panciazza di compare Filippo e alla salute Tozzo Stefano. Belonia, tutto a posto? Facci tutte cose? Ma vedremo chi è che va a commenare. Intanto mangiamo, quando un petitto mi sono fatto agio. Domani, cada mogliere, mi resteremo di tutto mondo. Andiamo, grazie. Aiutavo un benatira, come alle nobili, e ne volevo tutto lo spettacolo. Che dici? Ma sempre lo spettacolo che non ne manca mai, Amici, ci accattiamo un bel cascaretto, un letto nuovo. La pizza! Tu scordai, la pizza voglio! La pizza dopo, riusciamo tra. Allora, domani, veramente non pigiama di frutta? Quando torni se ne parla. Domani a scuola non c'è niente, scordasti che è domenica. Avanti. Io di mangiare domenica, mi stai a porcare a questi domani mi torna prima. Buonanotte. La pigliata non pronunzia! Non pronunzia! Ora ti soffavo, compare, ora c'è! Oh, facciamo finta di sciagrare. Tu stai tranquilla che è tutto un trucco, ma non lo farai capire, eh? Tranquillo. Andiamo avanti. Io ti ho detto che a quelle due a scuola non ce la va a mandare più. Ah sì! Kitty, fino a quando dico io a essere sì, e tanto basta. Ah sì? E allora chi comanda in questa casa? Ma perché non l'hai caputo ancora? E sono qui con me, mi piace la porta. Via, via. Ma tu è così da pensi? Compare, Compare, non mi mescati che non so fare voi. Ah, quindi io che entro non comando niente, neanche. Ah sì? Allora sai che ti dico? Prendete il capo!
consigliamo. Ma mi dici che doveva come no? Scusate, dite alla va a capire che te entra come hanno io. Ma che cazzo facciamo un po' Ma per ammazzare, casomai ci può stare una bella lezione. Scusate, va a capire solo come hanno io in questa casa? Ma ora che ammazzato, chi c'è da fare capire? Che ci insiste, ma vuole ammazzare? Casomai ci può fare picchiare un bello cazzo. Ora la faccio rinascere meglio di prima. Vedete questo? Voi sicuramente dite che è semplice frescaletto. Io invece no. Guardate che sta per fare. Ma come mi sento strano? Pare che hai dormito 100 anni. Capisco ora? Veramente no. Voi veramente no. sentite, compare Peppe. No, altri, veramente, a un minuto per chi c'è. Ma visto che siamo qua, potessimo fare qualche affare. Che ne recite se non venite su frescaletto? Usate, c'hai a me moglie che ogni tanto ci piglia lo pallino che vuole comandare. Voi non lo venite, io ci lo vengo, per mi avete strada. Ci faccio pigliare quattro belle ragazze e poi ti insegna poi che comanda. Ah? C'erassimo dove mi steccata alla moglie. A così se calmasse non andate. Guarda, questo non ve lo posso proprio vendere, ma manco se morassimo. No, 500 lire. Trattando come le appinte, comprate bene di vite. Amorino compare, che ora è marmare Torino e non moglie, ci facciamo vedere noi quel che comanda. Ah, e poi compare Peppe, salutatemi a vostra moglie per cresciuto. Salutate, non mancherò. Cava che foste lui, avessi che campare del regno da prove del denaro. Ma non mi dite che ci rimiste sulle scale? E tu che avessi fatto? Ma so che già ammazzano le mogli? Ma le pime. Che sei preso? Io sto fuori lo saposto! Ma le pettia, di momento più che ci sta solo dopo. Anzi, già che c'avevamo questa possibilità, dica un capetto che tiriamo su 4 pezzini. E muovete, va. Ma sono solo 5!
potremmo sciamare. Era galoppato, 500.000 lire lo sapevo. Mi sarebbe offrire 230, 210. Al restauro. Carnizieri Stermo 170. Scarpara Donna Peppina 140. Gianni Antonio Marrucchieri 70. Ciputa la Sacca 230. Libreria Casella 60. Indotto a 340. E finirò l'idea. Con 60 per la verità restano. Domani andiamo a teatro. No, c'era Misciala 95.000. No, ci sono altri 500.000 lire di un frescaletto. Permesso! Abita qui Giuseppe Bisonde. Visconte. Sembrava Bisonde. C'è una denunzia da parte della signora Giuseppa, la canzolaia, la quale asserisce testualmente che voi la entrate e la uscite dal cappello. Cos'è questa situazione? E di che parte state parlando? Ma la Motti, la sirena! La Motti non ha voluto occhioni! Senta signora, è inutile che lei cerca di deviare il discorso. Vuole capire che questa qui è una denunzia bella e buona, arma dei carabinieri. Ma come segna corretta! L'ha indiso! Ma la sirena! La sirena di altura! Ah, ma la sera di poco fa! No, signora, mi è successo un fatto proprio stranissimo. Ora glielo racconto. Praticamente due compagni attraversavano la strada frettolosamente e distratti. Ballavano, cantavano, ridevano. A dire la verità sembrava proprio che avessero bevuto. Uno è stato investito ed è svenuto. Poveretto, l'hanno accompagnato qua, venga libero, a pronto soccorso. Ma la cosa più strana, altro compare, prese dalla tasca un bischietto e si mise a suonare accanto all'amico Pentello, gridando di non avvicinarci perché lui avrebbe guarito con solo del bischietto. Un brigatero portava un manicomio. Anche per caso suonava così, tuttino. Visconte è indovinato. Ma, Visconte, lei come fa a sapere che il motivo fosse realmente? Mi dica una cosa, a quanto ammonta il debito qua della denuncia? 140.000 lire di debito, messo assai, 15.000 lire di spese giudiziarie, 155.000 totale. Villa, dona di grano all'ubrigatera. Visconte, lei ancora non mi ha risposto della domanda del suo del fischietto. È una storia lunga, per cui andava a ci volesse tutta la serata. Quando era Nepuzzo, Manando segnava in campagna e portava dalla campagna in gesto pieno di primizie, ma le neputi erano tanti e la nera ci poteva bastare per tutti, allora che faceva? Ciao San Cappello, e faceva tutta una serie di pezzini, bigliettine. Ogni pezzino ci scriveva il numero. Uno per ogni neputi che era. Ah, così, dava a sorte e in base a conoscenza ci aveva